Vabbè, sui migranti si discute di CPR, anche in Veneto se ne aprirà almeno uno. Si parla di Verona. Quello bisogna chiedere al governo e io non faccio parte del governo. Però diciamo che sicuramente c'è da fare una riflessione per fare in modo che questo fenomeno assuma delle caratteristiche che possono essere gestite e soprattutto che possa iniziare a comprendersi il fatto che deve essere considerata una questione a livello europeo. Io mi auguro, mi pare che ci sia una sensibilizzazione da questo punto di vista, ma penso che sia la strada obbligata, insomma. I grandi centri però rischiano sempre di diventare un po' delle bombe sociali. Ma sì, per tantissime questioni e non solo in Italia evidentemente. È normale che nel momento in cui non c'è una vera integrazione questo accade e lo vediamo purtroppo in Francia. Io sono spesso a Bruxelles, lo vedo anche in quei posti, lo vediamo a Londra, quindi insomma è un fenomeno che riguarda tutta Europa e probabilmente non solo l'Europa. Presidente, la presenza di Ursula von der Leyen ieri a Lampedusa può segnare una svolta nell'approccio appunto europeo al problema? Diciamo che è stata una cosa significativa dal mio punto di vista, no? Importante. Poi chiaramente bisogna passare ai fatti. Se noi ci pensiamo da quanti anni si sta parlando di questa questione che non può essere affrontata solo dall'Italia. Io spero veramente che ci sia una sensibilità maggiore a livello europeo perché ribadisco, secondo me poi noi interpretiamo sempre la questione del Mediterraneo solo come una questione di immigrazione. La realtà è che il Mediterraneo è molto importante per l'Italia e per l'Europa. C'è traffico di commerci, c'è molta economia e se il Mediterraneo è stabile l'Italia si sviluppa e progredisce. Se è instabile è un pericolo, insomma, e quindi bisogna fare in modo anche con tutti questi paesi che ci sono, che hanno delle instabilità profonde, penso alla Libia, penso alla Tunisia, di riuscire a fare in modo che non ci sia più questa situazione, perché quando nel momento in cui i vicini hanno questo tipo di problemi, poi i problemi si riversano anche sull'Italia e di conseguenza poi su tutta l'Europa. A proposito di Europa, questa svolta a destra sancita dalla presenza di Marine Le Pen e dall'annuncio di Salvini, lei pensa che possa avere ripercussioni per la tenuta della Lega in Veneto visti i suoi movimenti? Sono questioni interne al partito, abbiamo un segretario nazionale, un segretario provinciale, un segretario federale. Sì, però su queste cose evidentemente in questo momento credo non sia opportuno da parte mia esprimere giudizi, insomma, penso che ci sia un bel dibattito. Sta arrivando in Parlamento? L'autonomia è una questione importante, è prevista dalla Costituzione, ci stanno lavorando, come ho già detto secondo me le riforme però devono essere fatte possibilmente col più ampio consenso possibile. Chiaramente è una riforma che quindi va approfondita, va dibattuta e va fatto in modo che nessuno si senta lasciato indietro, perché a mio modo di vedere l'autonomia può essere una riforma che avvantaggia tutti. Bisogna chiaramente spiegarla e farla nel migliore dei modi. Che aria ha percepito a Pontida, Presidente? Come al solito Pontida, come ho già detto, è la casa del cuore dei leghisti e ho sentito una bella aria. Devo dire la verità che la realtà poi è diversa da alcune cose che ho letto, ma comunque nel senso che ho sentito un bel clima, poi per carità ci sarà chi non è d'accordo. Gli assessori regionali non sono sediti. Dovete chiedere a Zaia sugli assessori regionali, io ho già a che fare con 400 deputati che sono molto, molto più divisi immagino della giunta regionale del Veneto. L'addio di Castelli alla Lega, stamattina Castelli da tanti anni che non lo vedo, quindi non so cosa dire. Grazie. Grazie.